assolutamente inodore. Sono venuti a prendere appunti non solo da Brasile e Croazia, ma persino da Israele, paese che normalmente vende soluzioni tecnologiche avanzate al resto del mondo. Il depuratore di Santa Margherita Ligure, costruito e gestito da Iren, è considerato il top della tecnologia disponibile non solo in Liguria, ma a livello mondiale. Idrotiguglio, società di Iren, ha preso in mano la partita del depuratore di Santa 10 anni fa per adeguare l'impianto allora esistente, che aveva solo un trattamento primario, ai livelli tecnologici più avanzati. Non è stato facile, perché il sito è Punta Pedale, nel cuore del parco e dell'area marina protetta di Portofino, a poche centinaia di metri dall'abbazia della Cervara e a 2 passi da rinomati hotel e dal celebre Covo di Nord-Est. Si è posta la necessità di arrivare a un nuovo impianto con dei trattamenti non solo primari ma anche secondari molto spinti che consentono di restituire all'ambiente un'acqua di ottima qualità, molto pulita. Addirittura quest'acqua qua viene già usata e sarà di più usata anche per il futuro come acqua di riuso. Il costo complessivo dell'impianto è stato di 20 milioni di euro. I tempi di realizzazione sono stati 5 anni, dove in questi 5 anni una componente rilevante e importante è stata quella proprio di curare molto l'ambientalizzazione e l'inserimento dell'impianto in un territorio molto particolare che è molto bello, che è quello, diciamo, del parco di Portofino, così che si è dovuto sia mimetizzare l'impianto, sia realizzare sia delle opere a difesa dalle frane per la parte a monte, sia delle opere marittime proprio per ricavare gli spazi necessari che erano indispensabili per avere i volumi che consentivano di trattare al meglio l'acqua che proveniva dai 2 comuni, cioè Portofino e Santa Margherita. La quantità di acque reflue che il depuratore può trattare nell'area di Santa Margherita Portofino è di 36.000 abitanti equivalenti, unità di misura che tiene conto dei residenti, dei turisti stagionali e delle attività produttive. In questa zona, soprattutto alberghi e ristoranti. Alle nostre spalle abbiamo uno specchio d'acqua davanti a Santa Margherita, l'abbazia della Cervara, pulitissimo, ed è proprio qui che finiscono le acque depurate. Certamente, diciamo che questo depuratore riceve tutte le acque reflue che arrivano dal comune di Santa Margherita attraverso 2 tubazioni e dal comune di Portofino attraverso un'altra tubazione, poi rilascia le acque dentro questo bel mare che è alle mie spalle. Ecco, lo rilascia a quale distanza? A una distanza di 1200 metri circa dalla costa e ad una profondità di 41 metri circa sul livello del mare. E come arriva lì l'acqua? Che processo subisce? Dunque, l'acqua subisce un primo processo di pretrattamento che in pratica corrisponde ad una prima trattenimento di materiali sospesi che stanno nel refluo, un'attività di grigliatura, di disoleatura e di dissabbiatura. La grigliatura, in particolare, setaccia meccanicamente il materiale che vediamo in questo tubo, ovvero tutti i rifiuti non biodegradabili che vengono gettati nelle fogne attraverso gli scarichi e che invece non dovrebbero finirci: fazzoletti, cotton fioc, plastica e altro. Anche la deoliatura separa dalle acque reflue ciò che non dovrebbe esserci: gli scarichi di cucina dei ristoranti, acque intrise di olio. Questa è la fase di pretrattamento. Poi l'acqua scende al piano inferiore. Il refluo così pretrattato poi passa al comparto biologico, un comparto di estrazione dell'azoto, nitro-denitro. Poi un comparto di ossidazione e poi il refluo viene recapitato
alle vasche delle membrane, che è il cuore dell'impianto, no? Membrane ad ultrafiltrazione. Alla fine del processo biologico, il refluo si trasforma in permeato, acqua pulitissima che viene scaricata in mare. La depurazione degli scarichi di fogna, oltre a produrre quest'acqua pulita, produce parallelamente fanghi. Per quanto riguarda invece la linea fanghi, il fango viene estratto dalle vasche di ossidazione, subisce una prima trattamento di spessimento, viene mandato all'interno di vasche di digestione aerobica, per cui senza aggiunta di nessun additivo chimico, che dopo circa una decina di giorni di stazionamento dentro le vasche di digestione aerobica, appunto, ripeto, il fango viene mandato alle macchine di disidratazione e da qui poi allo smaltimento in agricoltura. Infine, oltre alla linea acqua e alla linea fanghi, c'è una terza linea, la linea aria. Enormi filtri all'interno del depuratore ripuliscono l'aria dai cattivi odori e la espellono pulita all'esterno. I depuratori sono gli unici impianti industriali che invece di produrre inquinamento ambientale lo riducono. Quindi la politica europea e, a cascata, nazionale, regionale e metropolitana è di incentivarne la costruzione e l'aggiornamento tecnologico. Consigliere Pignone, questo impianto è considerato un modello. I tecnici che lo gestiscono parlavano di visite di loro colleghi da tutto il mondo, quindi è facile che possa venire imitato soprattutto qui in Liguria, nella ex provincia di Genova, nella città metropolitana, oppure no? Ma certamente sì, questo per la prima volta è l'esempio che riesce a coniugare l'ambiente con un impianto industriale. Grazie alla tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, in piccoli spazi noi possiamo ottenere dei grandi risultati. Noi dobbiamo intercettare le acque pulite come uomini e come città e dobbiamo riportarle pulite al mare. Attraverso questi impianti è possibile farlo. Prossimamente partiranno i lavori per l'impianto di Rapallo e quello di Recco e rimane in conclusione da definire l'area dove costruire l'impianto invece del Tiguglio, che a questo punto metterebbe tutta l'area metropolitana in sicurezza da un certo punto di vista ambientale e nello stesso tempo avrebbe un atteggiamento corretto nei confronti dell'ambiente e della natura.